Abbiamo incontrato una squadra, secondo me, se il campionato iniziava adesso, attrezzata per obiettivi diversi. Ovviamente sono convinto che nei primi 3-4 posti poteva entrare benissimo. Ovviamente ci abbiamo provato, la qualità degli avversari, l'esperienza soprattutto, ha fatto sì che il risultato poi alla fine, anche se è un poco abbastanza ampio, però ci sta tutto alla fine, perché noi abbiamo giocato solamente quando abbiamo subito il primo e ci siamo svegliati, abbiamo cercato di fare qualcosina, poi abbiamo subito il secondo e lì ci siamo buttati in avanti, ci poteva stare di prendere il terzo, potevamo fare qualche gol noi, però ripeto, l'esperienza e la qualità degli avversari hanno fatto sì che sono riusciti a vincere questa partita e questo è il rammarico più grande, perché a 6 giornate dalla fine i punti servono, quindi rimbocchiamoci le maniche e pensiamo subito a domenica e vediamo strada facendo. Il Mazzara è una squadra che già aveva acquisito dei punti importanti, quindi non rischiava e quindi mentre il Misilmeri a 29 punti è venuta per vincere perché è ancora impelagato nella zona play-out, quindi è questa la differenza che c'è stata, anche se giustamente con stimoli diversi il Misilmeri è superiore. Non dobbiamo guardare gli altri, ma dobbiamo guardare noi. Noi dobbiamo fare più punti possibili per raggiungere i play-out. Intanto, adesso siamo dentro e niente, dico, l'obiettivo nostro prefissato è, per come avevamo iniziato, era raggiungere intanto i play-out. Poi se riesci a raggiungerli in una posizione migliore è buono, perché comunque puoi giocare in casa, ma comunque sia, dico, mancano ancora 5 partite, è tutto aperto, siamo lì 3, 4, 5 punti, 6 punti, quindi domenica abbiamo vinto e eravamo vicino a Accademia e Casteldaccia. Oggi abbiamo perso con un'ottima squadra e ti ritrovi di nuovo a 4 punti, a 3 punti, a 5 punti. Quindi fino all'ultimo, per gli scontri che ci sono, penso che sarà questo l'andazzo del campionato.